Allora, dico cose che probabilmente sono già state dette, un minutino. Allora, ci accusano sempre di essere individualisti e litigiosi, ecco, non è più vero. Oggi siamo tutti qua. Ci siamo riuniti sotto una sigla, che come è stato giustamente detto è la nazionale, in vista degli prossimi appuntamenti. Qual è il risultato di questo? Da un lato ci sono quei 3 o 4 oltranzisti che ci accusano di essere così accomodanti nei confronti delle elezioni amministrative prossime, dall'altro ci sono 2 milioni, come è stato detto, e 300.000 veneti addormentati dalla soporifera e schizofrenica politica, le sono scritte perché voglio puntualizzarle e non dimenticarle, di chi sul territorio, non faccio nomi perché voi capite di chi parlo, sul territorio predica l'autonomia, ma a Roma, da buon vassallo, sventola il tricolore. A me hanno insegnato che chi all'interno della propria comunità è portatore di interessi esterni in conflitto con i propri ha un nome ben preciso. Non l'ho detto io neanche questo. Allora, io non mi rivolgo ai 3-4 arrabbiati, mi rivolgo, come è stato detto anche, ai 2.300.000 veneti che sono rimasti orfani di un'idea perché sono stati presi per il culo. È stato detto e lo dobbiamo dire. Siamo stufi di essere considerati sudditi da Roma, con la R minuscola, spremuti come limoni per tamponare le falle finanziarie di uno Stato che, diciamocelo, è tecnicamente fallito. Qua arriva il messaggio, allora vi viene offerta l'ultima possibilità, l'ultima opportunità per riprendere il percorso della nostra storia, della nostra economia e della nostra organizzazione sociale. Ora non abbiamo e non avete più alibi, avete il partito territoriale. Noi il nostro sforzo l'abbiamo fatto superando, come è già stato detto, piccole gelosie, piccole antipatie, cose di piccola bottega. Adesso abbiamo un progetto finalmente lungimirante. Un ultimo pensiero da 3 secondi agli amici catalani, ma il mio pensiero non è ipocrita e peloso come quello che ho visto 2 giorni, 3 giorni fa. Noi veramente siamo alla loro difesa, noi non gestiamo, non siamo bipolari che in regione sosteniamo i catalani e a Roma poi facciamo baci e abbracci con Vox. Grazie per la collaborazione.